Cordiale saluto amici di WeSport e ben trovati al campo sportivo Attilio Grimaldi di Randazzo. Si gioca la 14ª giornata nel campionato di prima categoria nel girone E, primo turno di ritorno per il Caggi di Mister Camarda, reduce dalla vittoria che ha chiuso il 2022 sul campo dell'Atletico Biancavilla per 4-1. L'avversario odierno sono i padroni di casa del Santa Domenica Vittoria, che nell'ultima sfida hanno pareggiato per 1-1 contro il Lingua Glossa. 4-3-3 per il Caggi con Montesanti, Riccina, Dallura, Donato, Baccaro, Chirillo, Mannino, Cantarella, Alaimo, Barriga e Loiacono. Prima chance offensiva e prima conclusione verso la porta di Montesanti. Ci ha provato Ruffino senza grossi problemi, l'estremo difensore del Caggi. Al 14esimo Chirillo parte dalla propria metà campo, salta l'avversario, poi si fa ingolosire da una conclusione complicata, sfera che termina sul fondo. Al 15esimo nuovamente il Santa Domenica Vittoria col cross di Patanè viene respinto alla difesa con Dallura. C'è una doppia deviazione alla fine sopra la traversa, la conclusione da parte del numero 10 Bonaccorso. Al 20esimo Cantarella va all'1 contro 1 e salta l'avversario a destra, il suo cross smanacciato da Caggeggi, poi la conclusione ravvicinata di Chirillo. Ancora Caggeggi bravo a dire di no al centrocampista di Mister Camarda. Minuto 27, rimessa laterale, la spizzata di Catania, il pallone arriva ancora a disposizione di Bonaccorso che si divora letteralmente il gol dell'1-0. Minuto 32, nuova offensiva dei padroni di casa, Spitaleri crossa dalla sinistra, c'è un tocco e la sponda per la conclusione di Spartà. Era stato bravo Ruffino di testa a servire il numero 7. Al 39esimo svarione dei locali, allora Chirillo intelligente appoggia per Cantarella. Inizia così il 2023 del Caggi, il vantaggio con questo bel sinistro del proprio numero 10. Importante l'azione ovviamente di Chirillo e il conseguente assist. Sfreccia così il Caggi, sfreccia così salvo Cantarella e fine primo tempo allora con risultato che dice Santa Domenica Vittoria 0 Caggi 1. Decide il gol di Cantarella realizzato al 39esimo. Pronti a raccontarvi del film della ripresa che si apre dopo 5 minuti con Ruffino che si ritrova il pallone dopo questa rincorsa da parte di Dallura. Ancora Ruffino riesce a passare in area di rigore, Ruffino temporeggia, poi va al tentativo di cross che è perfetto per il compagno Bonaccorso. Il 10 è sprecone e anche in questo caso fallisce l'occasionissima per l'1-1. Chirillo invece break su Catania, poi conclusione che viene smanacciata prima dal portiere e poi allontanata dalla difesa del Santa Domenica Vittoria. 64esimo esce Alaimo dentro Cosentino. 66esimo Donato prova a gestire il pallone, c'è il pressing però di Modica e Ruffino che si può involare verso la porta, scivola anche Chirillo e allora troppo comodamente il numero 9 può fare 1-1. Un episodio per parte, un gol per parte. Santa Domenica Vittoria 1 Caggi 1. Scorriamo fino al minuto 68 perché la formazione di Mister Camarda è subito pronta alla reazione. A destra Riccina butta giù l'avversario, crossa in mezzo, allontana la difesa del Santa Domenica Vittoria. Tanta confusione, Caggeggi la tocca anche Cantarella, poi Barriga per Filippo Loiacono che si gira in area in un fazzoletto e fa 1-2. Gol pesantissimo quello del numero 11 che riporta dopo 120 secondi il Caggi in vantaggio. Al 70esimo proprio Loiacono esce al suo posto Franco, poco dopo sarà il momento di Costanzo al posto di Mannino. 77esimo attacca ancora il Caggi, prova ad allontanare la difesa del Santa Domenica Vittoria. Franco da nuova linfa servendo a sinistra per Barriga, il numero 9 rientra verso il destro, lo scaglia dal limite, lo mette sotto la traversa. 3-1 e punto esclamativo sul match a opera della bomber Cristian Barriga. Rivediamo a rallenti, Caggeggi non può nulla adesso sul +2, sembra fatta ma eccolo lì il cross che vale questo calcio di rigore per presunto tocco con la mano di Dallura che si dispera dal dischetto, però è clamoroso il tentativo anche inspiegabile da parte del numero 9 Ruffino che si fa ipnotizzare dall'estremo difensore Montesanti. Tocca a Cannata al posto di Barriga. 85esimo punizione di Cantarella per Dallura anticipata all'ultimo momento da Caggeggi. All'86esimo fuori Cantarella, dentro Scandurra ma non c'è più tempo. Il 2023 del Caggi inizia con una vittoria importante e pesante sul campo del Santa Domenica Vittoria, termina 3-1 ed è ancora slanciata la corsa alla vetta della formazione di Mister Camarda. Un cordiale saluto allora amici di WeSport e come sempre alla prossima.